E oggi a Vicenza è stata presentata una diffida per bloccare il trasferimento del campo da rugby. Portiamo una diffida al sindaco e all'amministrazione comunale di proseguire l'iter per la realizzazione dei campi da rugby in via Baracca, perché riteniamo, dopo le notizie di stampa e date dal sindaco e dal governo, che i campi da rugby possono rimanere nell'attuale sito senza sperperare 1 milione di euro dei cittadini. Il campo da rugby di via Sant'Antonino deve rimanere nell'attuale sede. Lo chiede a gran voce il comitato Salviamo l'aeroporto di Vicenza, la cui vulcanica leader oggi è andata nella casa del comune per depositare il documento con il quale si diffida l'amministrazione a continuare il trasferimento dell'attività sportiva del rugby dalla storica sede a quella di via Baracca. La motivazione dell'iniziativa odierna è dettata dagli ultimi sviluppi della vicenda Dal Molin, con la decisione del governo italiano della sdemanizzazione della parte est dell'area, nella quale verrà realizzata, Palazzo Trissino ha già annunciato, un parco con ampio spazio dedicato allo sport. Avendo appurato ormai che la zona degli attuali campi di rugby di via Sant'Antonino non sono interessati dal cantiere USA, per il comitato Salviamo l'aeroporto cessa anche l'esigenza di costruire nuovi impianti per questa specialità sportiva in via Baracca, dove tra l'altro lo spazio per le varie squadre risulterebbe sacrificato, così come i parcheggi a disposizione. Ultimo ma non ultimo come importanza, per Franca Equizzi, che minaccia di impugnare il documento in altre sedi bloccando il trasferimento, si risparmierebbe anche 1 milione di euro, metà del quale a carico dei cittadini vicentini.